In auto, tra i vari oggetti sequestrati, c'era anche un finto lampeggiante delle forze dell'ordine, verniciato di azzurro e destinato magari a fingersi a bordo di un'autocivetta, un oggetto sul quale anche i carabinieri stanno indagando. Protagonista della vicenda, un 23enne di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, residente a Resana, sempre in provincia di Treviso. Il giovane, disoccupato, è stato fermato a Ponte Longo, lungo la regionale 516, per un normale controllo stradale dai carabinieri, che hanno deciso di perquisire lui e l'auto, trovando oggetti utilizzabili per scassinare porte o veicoli di cui non è stato in grado di giustificare la presenza. In particolare aveva 4 cacciaviti, un cutter, una forbice da elettricista, un arnese in ferro artigianale con filettatura elicoidale e una tenaglia da carpentiere. E poi in macchina, oltre al lampeggiante azzurro, c'era anche una targa di nazionalità romena, già denunciata come smarrita a Vedelago. Il 23enne è stato denunciato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e tutti gli oggetti sono stati sequestrati per accertamenti.